Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Nella puntata di oggi guarderemo il nostro paese, parleremo della nostra Italia e cercheremo di capire come si pone in questo momento difficile sul mercato immobiliare ma anche su quello turistico e soprattutto come ci comportiamo quando si parla di produttività, se le scelte sono per i costi o se le scelte sono per la qualità. Faremo tutto questo insieme ad Antonio Antiglietta, presidente di Gefi SPA. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Allora, con lei abbiamo l'opportunità di scoprire l'Artigiano in Fiera, un appuntamento attesissimo in anteprima. Allora stasera vi continueremo a raccontare, a svelare qualche cosa che a brevissimo vedrete dall'1 al 9 dicembre, ma faremo anche un piccolo passo indietro. Io vorrei farlo iniziando a raccontare del turismo in Italia, che anche con l'artigianato si può arricchire. Allora, arriviamo sotto Natale, periodo dei mercatini natalizi, per cui i mercatini natalizi hanno sempre premiato le mete di montagna. E tra l'altro l'Italia non era una delle mete più ambite. In verità, con l'Artigiano in Fiera c'è un po' un capovolgimento di questa situazione. È vero, perché l'Artigiano in Fiera, essendo la manifestazione più imponente a livello internazionale, in cui 2900 artigiani di 110 paesi del mondo sono lì presenti, non soltanto ormai attraggono il pubblico italiano, ma già accade che una serie di gruppi dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia si programmano e vengono in fiera. Noi stiamo anche lanciando, in collaborazione anche con vettori low cost, la possibilità di venire in fiera e a Milano e in Italia, quindi per qualche giorno, durante il periodo delle feste di Sant'Ambrogio. Questo proprio perché l'occasione, la nostra occasione, rappresenta un'opportunità unica e rara per chiunque per poter, attraverso lo spunto della nostra fiera, passare qualche giorno da noi in Italia. Assolutamente sì, anche perché si possono trascorrere giornate intere tra l'altro attraverso i padiglioni, gustando il meglio di quello che abbiamo in Italia, gustando tra l'altro il meglio di quello che viene da tutto il mondo. Sono tantissimi i paesi che collaborano, ma comunque si può anche poi ovviamente spostarsi sul centro di Milano e poi andare per le vie dello shopping e rivedere quello che i grandi marchi fanno e fare un confronto magari con quello che è la produzione artigianale, per scoprire che di qualità ce n'è tantissima anche nel piccolo, anzi soprattutto nel piccolo, perché vorrei ricordare con lei che l'Artigiano in Fiera è veramente vicino ai cittadini. Allora, non solo l'ingresso è gratuito, ma veramente arrivarci è anche molto facile. Questo lo ricordiamo per tutti quelli che non fossero di Milano. Adesso andiamo bene nel nostro percorso che possiamo fare all'interno dei padiglioni. Allora, ovviamente c'è tanto spazio per le famiglie, tanto spazio per i giovani. Quello che più preoccupa, le chiedo, i bambini si possono portare a questi momenti? Perché portarli ai mercatini di Natale, si sa, è bello, fa ridere, un momento che unisce la famiglia, ma portarli magari in un polo fieristico spaventa. Ci saranno dei momenti anche per loro, ci saranno delle cose soprattutto che interessano i piccoli. Ma sì, abbiamo pensato, grazie a una Magica Compagnia, a questa bellissima e bravissima organizzazione, di creare un luogo interamente dedicato ai bambini, in cui gli stessi bambini diventano, attraverso il gioco, l'animazione degli educatori lì presenti e degli animatori, protagonisti della produzione delle attività artigianali, lavorando con le varie materie, e questo permette ai genitori di poter avere un luogo dove i propri bambini possono giocare, divertirsi, anche giocando e imparando, e dall'altra loro poter visitare per qualche ora la fiera con serenità, con tranquillità. È un'occasione molto interessante. Noi da molti anni abbiamo questo spazio dedicato ai bambini e dalla pianta che diamo a tutti appena entrano in fiera alle segnalazioni è facile vedere dove è appunto collocato Magica Compagnia e quindi poter dare questa occasione anche ai nostri figli. Benissimo, allora io le ho chiesto proprio di raccontarci percorsi anche per i bambini, proprio per capire quanto spazio sia dedicato alla considerazione veramente delle persone, anche in una manifestazione così grande. E proprio per continuare su questo filone io vorrei parlare dell'impegno sociale anche dell'Artigiano in Fiera. Infatti fate veramente molto quest'anno con due iniziative. Sì, in particolare abbiamo adottato due iniziative insieme a altri stand di opere sociali che sono presenti in fiera, sia italiane che estere, attraverso proprio il lavoro artigianale. Ma le due iniziative che particolarmente quest'anno noi lanciamo sono, da una parte, insieme a Banco Building, cioè è quello di raccogliere la biancheria, in particolare la lenzuola, per le famiglie che hanno subito il terremoto in Emilia-Romagna. È un'occasione molto importante. Ovviamente le biancherie che va portata, le lenzuola che vanno portate devono essere o nuove o, se sono state usate, pulite e stirate, ovviamente un problema di dignità per sé
e per chi lo riceve, ma è molto importante, è anche molto importante non dimenticare che il terremoto che c'è stato non è finito, ha delle conseguenze gravi, immaginate in questo periodo, e poter donare qualcosa che magari per noi è in esubero a chi ne ha più bisogno sicuramente è un gesto interessante di solidarietà. E dall'altra questa bellissima idea dell'AFSI, questa ONG tra le più famose italiane nel mondo, di adottare attraverso un piccolo contributo con l'SMS, e in fiera sarà possibile avere tutte le indicazioni operative, di adottare 6 laboratori artigianali ad Haiti. Anche lì vi ricordate il terribile terremoto che ha stravolto questa bellissima terra, ma che anch'essa ha bisogno di trovare poi punti adesso della ricostruzione. 6 laboratori artigianali saranno sostenuti attraverso le tende di Natale dall'AFSI e sono un'occasione formidabile perché ognuno possa partecipare con un SMS, con un piccolo contributo, per noi piccolo, ma per loro decisivo per dare speranza nel loro futuro. Assolutamente sì, allora questo di nuovo una grande attenzione alle aree che hanno bisogno. Tra l'altro nel vostro percorso di creazione della 17ª edizione vi siete anche un po' aperti a tutte le innovazioni. Allora l'Artigiano in Fiera si è aperto decisamente alle telecomunicazioni e alle novità, non solo ha chiamato tutti i nuovissimi artigiani e tutti quelli invece storici, ma ha deciso di esserci più vicino comunicando dappertutto, social network, sì. Addirittura sugli smartphone ci sono insomma piantine guidate facilissime. Sì, certo, questa applicazione IAF che permette di poter entrare nel percorso dell'artigiano in fiera, poter individuare laddove uno conosce degli artigiani dove sono posizionati, in quale padiglione, in quale posizione, oppure poter prendere nota attraverso l'iPhone o lo smartphone con l'applicazione per poterli ricordare o ricercare gli eventi o ricercare i ristoranti. È un'ottima proprio possibilità di essere guidati, ma anche per poi tenere in memoria tutti gli artigiani presenti in fiera, conosciuti, per fare una ricerca e durante l'anno prendere contatto, certo. Quindi l'occasione è utile. Poi ci sono tutti i social network a cui anche noi attivamente partecipiamo, che sono modalità di raccontare le esperienze, le bellezze incontrate, i rapporti avuti, gli spunti, le indicazioni che si vogliono lasciare anche agli altri, ed è anche questo un modo formidabile di far diventare questa fiera prima, dopo e durante e dopo un'occasione di relazioni, di rapporti, che in fondo è il segreto della nostra fiera. Assolutamente sì, la condivisione è importantissima e la condivisione è anche un momento veramente divertente. Allora io vorrei con lei parlare di tutti i momenti attivissimi della fiera dell'artigianato. Allora ci saranno dei veri corsi per diventare dei piccoli artigiani, per diventare dei produttori del bello, di quello che ci piace veramente, sì. Soprattutto le signore impareranno a fare gioielli, questo va detto subito, ma poi ce ne saranno tanti, ce ne racconti c'è tutta qualcuno? L'attività di passione creativa, no? Potete entrare nel sito www.artigianoinfiera.it e vedere tutti i corsi che ci sono su passione creativa, che è un modo di poter partecipare nel proprio spazio, nel proprio tempo libero, anche un modo per poter immaginare una possibilità di attività anche personale con le proprie passioni e le proprie capacità di manualità. Dall'altra c'è questo spazio sul cake design che è fantastico, che permette a chiunque appassionato di poter anche costruire un dolce su misura, ma mettendo insieme la dolcezza e la bellezza, no? E quindi l'apparenza e la sostanza. E qui ci sarà addirittura una rassegna di tutta la settimana con un festival, con la rappresentazione delle migliori torte e poi con la premiazione. Meraviglioso, buonissimo, soprattutto poi pensando a Natale si diventa un po' più golosi, per cui il cake design non può assolutamente mancare. Tra l'altro è una grandissima realtà oggi in Italia, perché sono più di 16.000 le imprese individuali che vanno su questo, per cui è un qualcosa di cui vi siete dovuti forzatamente accorgere e ammetterlo, è una nuova branca del mercato, assolutamente. L'artigianato nel cibo è qualcosa che ci è riconosciuto tuttora a livello mondiale? Ma non c'è d'ombra di dubbio, anzi, e tutta la tradizione, la cultura enogastronomica nostra, e non solo nostra, penso anche a tutta l'Europa, e non solo dell'Europa, penso anche al resto del mondo, è uno dei viaggi più affascinanti. In fondo l'Artigiano in Fiera è un'occasione di attraversare la storia, la cultura, gli odori e i sapori
della storia della cultura enogastronomica del mondo. 55 ristoranti sono lì ad aspettarvi per poter degustare, ma poi sono veramente un'enormità gli stand presenti per poter portare a casa prodotti ottimi e squisiti da tutta l'Italia e da tutto il mondo. Benissimo, allora per concludere io voglio ridire qualche numero: 2900 espositori, sono tantissimi, 110 i paesi in mostra che saranno assolutamente vicino a voi per 5 aree tematiche. Si parlerà di casa, di design, di moda, di passione creativa e poi di gusto con il cake design. Ricordiamo per favore le date, gli appuntamenti e soprattutto ricordiamo che l'ingresso è gratuito, ma le date l'importante quando sono? Dal 1° al 9 dicembre, tutti i giorni festivi, dalle ore 10 alle ore 22:30, compreso il giovedì, per cui facciamo un lungo weekend dell'Artigiano in Fiera. Giovedì quindi sarà aperto dalle ore 10 alle ore 22:30 e soltanto lunedì, martedì e mercoledì, nei giorni feriali, dalle ore 15 alle ore 22:30. Vi aspettiamo sapendo, essendo certi che verrete numerosi da noi. Assolutamente, può essere un aiuto nella maratona verso il regalo di Natale? Assolutamente sì, anche perché la maratona permetterà di prendere pezzi unici a condizioni economiche vantaggiose. Bene, 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 la ringrazio infinitamente, dottor Intiglietta. Torni perché dobbiamo andare veramente dietro le quinte. Mi piacerebbe tra l'altro avere qui alcuni dei processi creativi che lei ha portato in fiera, mi piacerebbe averli, me li porta? Come no, certamente. Allora ci rivediamo prestissimo. Grazie anche a voi, adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate con noi perché andiamo a parlare di Italia e di mercato immobiliare. State qui.